Interviene nei nostri studi con un video Raffaele Padroni, vice segretario nazionale di FSP, Polizia di Stato. Sentiamolo. Ben ritrovati cari telespettatori, 28 di dicembre, ci siamo, fra un po' canteremo vittoria, dimenticheremo questo maledetto anno che ha comportato gravi conseguenze non solo nel mondo della salute ma anche chiaramente nel mondo economico. Questo è il momento di tirare le somme e quindi è un momento dove uomini e forze dell'ordine si trovano a dare i dati dei loro successi, perché parliamo di successi anche quest'anno. Chiaramente, come sempre, gli uomini e donne del comparto sicurezza hanno dovuto affrontare un anno impegnativo, un anno che oltre all'attività di controllo del territorio si è dovuto sviluppare anche nell'attività del controllo e dei controlli chiaramente sulle strade per il Covid-19. Io vi ho sempre raccontato e dato dati in questo periodo. Oggi, ripeto, è la giornata, come lo fu quella del 25 dicembre, il momento dei saluti. Però voglio fare un inciso, attenzione, perché sarà un capodanno chiaramente diverso. Ci troveremo in zona rossa e quindi chiaramente con tutte le restrizioni che comporta lo spostamento nelle zone rosse. È vero che potremo andare chiaramente a trovare i nostri genitori, a trovare i nostri amici, massimo lo spostamento di 2 persone. Lo potremo fare con i nostri figli, anche qui ricordate l'età dei figli non deve superare i 14 anni, però come dice in una circolare inviata a prefetti e questori in questi giorni dal signor capo della polizia, il prefetto Gabrielli, i controlli chiaramente devono essere fatti con comprensione e buonsenso, ovvero mirati ma con una totale chiaramente comprensione su le persone che andiamo a fermare e soprattutto le motivazioni della eventuale trasgressione. È chiaro che chi trasgredisce in maniera eclatante deve essere punito perché non rispetta le norme e i decreti emanati dal governo. E ripeto, un capodanno importante perché attenzione che l'orario del lockdown non si ferma alle ore 5 ma attenzione che verrà ed è stato prolungato fino alle ore 07, quindi attenzione, dalle 22 alle 07 non dovete essere per strada se non per comprovati motivi. E ormai li conosciamo, necessità, salute e lavoro, perché ci sarà qualcuno che il 31 dicembre lavorerà e soprattutto porgo gli auguri agli infermieri, agli operatori sanitari, ai medici, ripeto, agli uomini delle forze dell'ordine che lavoreranno quella notte. Una ulteriore notte per dare e garantire a tutti i cittadini di pensare di un capodanno, di un anno migliore, sperando in questo vaccino. Come dicevo, ieri si è iniziato la vaccinazione, mi auguro che ci possa dare la speranza di uscire da questo tunnel. Chiaramente saranno ancora mesi importanti. Io credo che per inizio estate potremmo dichiararci quasi fuori pericolo, però io sarò uno di quelli che volontariamente si sottoporrà alla vaccinazione. Ripeto, i miei saluti vanno alla direzione di Telepordenone, quindi a lei direttore, al suo staff e agli amici che ci seguono. Questo è importante. Un particolare saluto chiaramente alla mia famiglia, come sempre, che non dimentico,
e soprattutto anche gli amici dello sport, perché fare sport, di che ne dica qualche decreto passato, fare sport fa bene, e quindi un saluto a tutti gli amici sportivi. Grazie direttore di questa opportunità, ripeto, speriamo che sia sicuramente un 2021 in ripresa, e ci vediamo, spero dal vivo, presto negli studi, direttore. Grazie a tutti e buon anno di cuore da parte della mia personale e della FSP Polizia di Stato che rappresento. Grazie ancora. Controlli per il rispetto delle norme anti-Covid-19 durante le festività natalizie, i servizi importanti da parte dei carabinieri della compagnia di Pordenone ci vengono riassunti in questo servizio.